È mercoledì 14 febbraio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Allora, stamattina ci occuperemo di lotta al tumore al seno, lo faremo con l'associazione Andos, parleremo del premio Città Italiana dei Giovani e Catania è tra le 5 città finaliste e poi chiaramente di San Valentino. Ma intanto c'è la cronaca per cominciare, una vasta operazione antidroga è stata portata al termine dalla polizia a Messina. I 26 indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi, peculato e falsità materiale commessa dal privato. 120 gli agenti impiegati per l'operazione ed arrivati anche dai reparti mobili di Palermo, Catania, Siracusa, Agrigento, Reggio Calabria e Vibo Valentia. Nuovi particolari nell'edizione dei nostri telegiornali nel corso della giornata. E adesso invece torniamo ad occuparci della strage di famiglia di Altavilla Milicia nella Villetta degli Orrori. Le prove delle torture sui ragazzini, sono state sequestrate catene e ferre da camino utilizzati probabilmente per i riti esoterici in casa Barreca. Oggi la convalida dei fermi. Li hanno torturati per giorni, fino ad ucciderli. Una mattanza iniziata probabilmente tra mercoledì e giovedì di una settimana fa e culminata con l'assassinio della moglie e dei due fratelli. Altavilla Milicia è ancora sotto shock per quanto accaduto ad Antonella Salamone e i due figli di 5 e 16 anni. Giovanni Barreca e la coppia di amici Massimo Carendente e Sabrina Fina avrebbero iniziato il macabro rito esoterico da diversi giorni. Poi dopo sarebbero iniziate anche le torture. I fratellini sarebbero stati contusi anche con delle catene e ferri da camino, oggetti che sono stati sequestrati dai carabinieri. Antonella Salomone invece sarebbe stata uccisa e poi bruciata. I resti della donna sono stati poi coperti con delle pietre sterpaie nel giardino esterno della casa. Dettagli macabri da film horror. I tre sospettati erano ossessionati da Satana, in preda a deliri mistici, invasati, frequentavano la stessa comunità evangelica da cui si sono distaccati per organizzare un gruppo di preghiera autonomo. Da alcuni giorni la coppia si era trasferita a vivere nella Villetta dell'Orrore con l'obiettivo di scacciare i demoni. Sarebbe stato Barreca che avvertiva la presenza del demonio a rivolgersi a loro come se fossero degli esorcisti e quindi è iniziato tutto. Nessuno in zona aveva notizie del muratore, i figli non sono andati a scuola per una settimana, ma alla telefonata dei professori avevano detto stiamo male, per adesso non possiamo venire. Chissà perché non hanno chiesto aiuto, probabilmente non avevano ancora capito a cosa stavano andando incontro. È stata fissata per domani, intanto, davanti al GIP di Termini Merese, l'udienza di convalida dei fermi dei tre. A tutti la procura di Termini, guidata da Ambrogio Cartosio, contesta il reato di omicidio plurimo e soppressione di cadavere. Siamo alla protesta degli agricoltori, le esenzioni sull'IRPEF agricola non basta, i trattori non si fermano. Nella giornata di oggi manifestazione di San Valentino a Palermo, domani in 20.000 sono attesi a Roma. Ancora un pomeriggio di manifestazione per gli agricoltori siciliani, il penultimo nell'isola prima del grande incontro di Roma. I trattori hanno marciato su Poggioreale per tornare a portare la protesta lì da dove tutto è iniziato, nella Valle del Belice. Era toccato a Bolognetta e la marcia era arrivata fino al mercato ortofrutticolo di Villa Abate alle porte di Palermo. Ma il clou è atteso per giovedì a Roma, dove sarà nutrita la delegazione siciliana. Gli agricoltori, che qui non si sono spaccati in più tronconi come è successo in altre parti del paese, prevedono di inviare nella capitale una delegazione sostegno delle richieste che loro portano. Con loro anche gli uomini di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Gli agricoltori, sempre con De Luca, arriveranno a Piazza Indipendenza, saranno presenti 20 pullman, così come concordato con questura e prefettura per questioni di ordine pubblico, provenienti da varie province, insieme a 5 trattori autorizzati dalla prefettura. L'appuntamento è alle 12 per quella che è già stata chiamata la manifestazione di San Valentino. Poi toccherà, come detto, la trasferta romana, che si preannuncia molto partecipata da parte dei siciliani. Due le richieste portanti: la dichiarazione dello stato di crisi nazionale per l'agricoltura e il blocco delle importazioni dei grani extracomunitari a partire da quello canadese. È stato definito il mistero delle Bahamas. Si tratta di una storia agghiacciante che riguarda un falegname di Jar. L'uomo, presumibilmente morto sul lavoro su una nave da crociera, è rientrato in Italia con segatura e foglie al posto degli organi. Cosa è successo realmente? Se lo chiedono i familiari e non solo. Sentiamo.
È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo sull'inquietante vicenda che ruota attorno alla morte di un falegname di Giarre, Alfio Torrisi, 54 anni, che lascia moglie e un figlio di 11 anni. Torrisi si imbarca l'8 ottobre dello scorso anno per lavoro per guadagnare qualcosa in più, in direzione Bahamas. Deve occuparsi della pavimentazione in legno, ma 2 giorni dopo ha un malore. I colleghi chiedono aiuto, i soccorsi non arrivano e comincia un tira e molla tra gli ospedali di Miami, Freeport e Florida. Ci vorranno 3 ore e mezza prima che arrivi l'ambulanza e 3 giorni per essere intubato, denunciano i familiari in un esposto in procura, assistiti dagli avvocati Antonio Fiumefreddo e Giuseppe Berretta. Una storia agghiacciante che il collega Mario Barresi racconta sulle pagine della Sicilia e che non finisce qui, perché oltre al mistero sulla morte dell'uomo resta quello sulla salma rientrata in Italia. A Catania il medico che deve occuparsi della seconda autopsia fa una scoperta incredibile. Dentro il cadavere non ci sono gli organi, ma segatura e fogli di giornale. Questi organi sarebbero scomparsi non ad iniziativa dei medici che hanno eseguito l'autopsia, ma ad iniziativa di questa società di onoranze funebri. Da chi è composta, di che cosa si occupi, se ci sono traffici particolari. È chiaro che pensiamo a tutto. Al momento risultano 2 indagati, il titolare della Tecnitec di Riposto Nirelli, che ha ingaggiato il falegname, e il comandante della nave Carnival Giuseppe Castrogiovanni. Sono tanti a questo punto gli interrogativi, spiega il legale. Tante domande che si uniscono al modo in cui questo poveretto è morto, no? Cioè, se si può ancora oggi morire di lavoro dopo aver fatto 16 ore di volo tra più tratte, per poi stare 14, 15, 16 ore sotto il sole a lavorare. E questo attiene alle cause, ma quello che è successo dopo non è meno inquietante. I familiari sostengono che il falegname godeva di ottima salute prima di partire, aveva fatto anche dei controlli medici. Allora, cosa è successo su quella nave? Adesso andiamo a vedere i quotidiani regionali, lo facciamo con Emanuela Corsi. Immagino chiaramente che anche di questo si parlerà, ma di tanto altro. A te, sì. Emanuela. Allora, partiamo dalla Sicilia di oggi, così come in tutti gli altri quotidiani, soprattutto regionali, troviamo in prima pagina ancora questo caso di Altavilla Milicia, e vediamo infatti nel taglio alto la strage di Altavilla. Parla un sacerdote esorcista che dice: indemoniati sempre più giovani, sui social ci sarebbero proprio le trappole dei satanisti. Queste le parole appunto di questo prete esorcista. E ancora altre notizie, vediamo sempre nel taglio alto, si torna a parlare del giovane nisseno che è detenuto in Romania, per lui niente domiciliari, la madre dice ho paura. Vediamo intanto i titoli, il titolo diciamo in grande, quello sulla Ponte, la sinistra va in procura, ci negano gli atti, l'accusa manca trasparenza sulla relazione del progettista, ma Salvini dice l'opera si farà. Ancora il piano ANAS, il traino dello stretto, ma alla Calabria porta 3 miliardi e mezzo, mentre alla Sicilia soltanto 172 milioni. Quindi l'opera del ponte, cioè per quest'opera ne beneficerebbe di più la Calabria che non la Sicilia, proprio per quanto riguarda le altre opere infrastrutturali che poi saranno trainate da questa. Ma intanto vediamo la fotonotizia di oggi, Freccia Rossa, il titolo è stupendo, presentata ieri la nuova SF24, la Ferrari sogna adesso il titolo mondiale che, se non vado errata, manca dal 2007 più o meno. Manca da troppo tempo. Da troppo tempo, quindi si tenta con questo nuovo gioiellino, ecco, e vediamo un po'. Speriamo che sia una stagione con maggiori soddisfazioni, considerato che Leclerc insomma ha rinnovato, ci sarà ancora Sainz, però l'ultimo campionato, si aspetta poi l'arrivo nel 2025 di Hamilton. Speriamo che comunque prima dell'arrivo di Hamilton ci sia qualche successo. Qualche risultato importante, ecco. Vediamo altre notizie, lotta alla mafia, l'intera famiglia al servizio del boss, questo per quanto riguarda Messina Denaro, presi figli appunto dell'autista di Messina Denaro. Il processo, sistema montante, possibile prescrizione per Crocetta, accusato di corruzione. Poi per quanto riguarda la riforma della giustizia, primo sì in Senato alla riforma Nordio, c'è
anche l'abolizione dell'abuso d'ufficio, su cui insomma del quale abbiamo parlato tanto e sul quale ci sono state tutta una serie di polemiche anche tra governo e magistrati. Ancora vediamo in alto il calcio, Serie C, il Catania Latina per ritrovare fiducia e vittoria. Ci sarà anche Endogi, acquistato ieri. E qui una veloce, magari ci dici... È un nuovo acquisto del Catania, uno che va a riempire la casella numero 23 delle 24 disponibili. Speriamo che a questo punto, con il rientro, poi il reintegro di Silvestri, la rosa, la lista definitiva si possa completare così, anche se è possibile fare delle piccole variazioni. Ne parleremo magari più avanti, se ci sarà spazio. Certo, e poi la giornata, dico... Nella giornata chiaramente ci occuperemo soprattutto della partita di questa sera, esatto, di questo pomeriggio. Alle 18:30 sul campo del Latina, una squadra, quella rosso-azzurra, come scrive il giornale, come scrive la Sicilia, ha bisogno di ritrovare soprattutto la vittoria, di ritrovare il gol, perché poi dopo questa sfida ce ne sarà un'altra ancora più importante. Domenica al Massimino arriva la capolista, la Juve Stabia, quindi insomma è una partita chiave per il proseguo della stagione, considerato che il 28 si gioca anche la Coppa Italia e la semifinale di ritorno. Servono 2 gol al Catania per ribaltare il risultato d'andata con il Rimini. Una breve introduzione per dire che domani comunque, come sempre, anzi oggi pomeriggio, chiedo scusa, come sempre alle 18 saremo in diretta su Telecolor per seguire Latina-Catania dalle 18 sino alle 21 circa. Bene, non mancheremo. Angelo, intanto continuiamo con la nostra rassegna stampa, vediamo all'interno della Sicilia la questione ponte, sul quale ci sono ancora delle divisioni, delle spaccature anche politiche. La sinistra infatti va in procura e dice non ci danno la relazione. Questa è l'accusa, ma l'atto del progettista sarà approvato dal CDM soltanto domani. Salvini continua a dire l'opera si farà. E poi qui sulla Sicilia vediamo anche alcuni dati e date per quanto riguarda la società per il ponte sullo Stretto, che nasce addirittura nel 1981, soltanto qualche anno fa, 43 anni fa. E poi nell'85 insomma vediamo tutte le varie vicissitudini fino ad arrivare al 2022 con il ministro Matteo Salvini. Questa è stata, diciamo, rinnovata poi dai vari governi, dai vari ministri nel corso Ci sono state proposte, sospensioni, scioglimenti, cancellazioni o quasi, e poi la riproposta del ministro Salvini. Esattamente. E poi vediamo invece cosa succederà con questo ponte. Lo Stretto traina le opere, ma ciò vale più in Calabria. Secondo appunto quello che dovrebbe realizzarsi all'altra sponda, quindi a quella calabra, arriveranno 3,5 miliardi, in Sicilia soltanto 172 milioni, quindi c'è sicuramente una sproporzione importante. Leggiamo: il ponte sullo Stretto, come affermato dai suoi fautori, traina le altre opere viarie e ferroviarie di collegamento, ma evidentemente questo non avviene in maniera uguale su entrambe le sponde, come si evince dalla ripartizione dei 6 miliardi previsti dallo schema del nuovo contratto di programma ANAS, elaborato dal Ministero delle Infrastrutture sulla base delle indicazioni del vice premier e ministro Matteo Salvini e delle richieste avanzate dalle regioni, con benefici attesi in tutto il territorio. Andiamo sempre all'interno della Sicilia, quest'altra notizia importante, insomma, per quanto riguarda la cronaca. Si parla di questo mondo delle sette sataniche, un tema che è emerso alla luce appunto di questo fatto che ha sconvolto, insomma, non solo la nostra regione, tutto il nostro paese, ad Altavilla Milicia. Parla Monsignor Torraca, sacerdote esorcista catanese, che dice: l'ultima mattanza mi ha turbato ma non sono sorpreso. Ecco come riconoscere il demonio, e attenti ai giovani. Questo lo leggiamo, poi lo leggeranno. Abbiamo fatto sentire uno stralcio dell'intervento nel corso di Sicilia 24 di ieri, proprio esatto, nell'approfondimento della giornata di ieri.
E poi nella villetta degli orrori le prove della tortura sui ragazzini, fratellini seviziati con cavi elettrici, poi incaprettati e strangolati con una sciarpa. Oggi c'è la convalida dei fermi. La prima pagina invece di Catania, leggiamo Ognina. Il TAR cancella la concessione. I residenti incassano una vittoria, seppur 16 anni dopo, sul progetto del porto turistico. Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso appunto di alcuni residenti che avevano impugnato il progetto di ampliamento del porto della società La Tortuga. Andiamo a vedere ancora qualche prima pagina. Intanto la Gazzetta del Sud, anche qui in primo piano c'è il ponte esposto in procura, presentato a Roma dai leader nazionali di PD, Europa e Sinistra Italiana, replica la società Stretto e Salvini, no, che vergogna. Ancora a Messina, svincolo di Tre Mestieri, chiuso per altri 3 giorni da domani notte a domenica in direzione Catania, perché sono ripresi i lavori del CAS proprio allo svincolo. Vediamo altre notizie, il disegno di legge Nordio, il sì di Italia Viva e Azione, a Palazzo Madama il primo via libera alla riforma della giustizia, sparirà l'abuso d'ufficio e più vincoli per i giornalisti. Altro tema di cui si è parlato tanto. Andiamo a vedere all'interno della Gazzetta l'approfondimento anche qui su questi riti satanici nel delirio della strage. Ad Altavilla, milicia si scava nei rapporti di Giovanni Barreca con i presunti complici. I 2 evangelisti intanto si difendono ma restano in carcere. Le vittime sarebbero state seviziate e sono stati sequestrati appunto gli arnesi di queste sevizie. Ci sono anche altre notizie oggi interessanti, per esempio quella dei rifiuti che la Sicilia manda all'estero. Il salasso continua. Il governo regionale intanto assegnerà ad altri 60 milioni ai comuni per coprire le spese. A marzo arriva questa manovra bis all'ARS, ci saranno fondi anche per salvare l'azienda siciliana Trasporti, l'AST, dopo questa crisi che ormai perdura da tanto tempo, da mesi. E poi un'altra notizia la troviamo a pagina 19 per quanto riguarda le iscrizioni alle scuole superiori, perché questo più o meno è il periodo, a inizio anno si fa la preiscrizione, cresce l'indirizzo tecnico ma prevale la scelta dei licei. Queste sono le preferenze al percorso di studio, vediamo in blu per esempio il 60,87% degli studenti sceglie il liceo, poi il 27,63% il tecnico e l'11,50% il professionale. Questa è più o meno la mappa delle scelte. Come puoi vedere c'è chiaramente più della metà che si indirizza verso il liceo, però dicevamo... E c'è lo scientifico, per quello che capisco dal titolo, che è comunque in vantaggio rispetto agli altri licei. Sì, esattamente. E poi vediamo il giornale di Sicilia di oggi. Ecco qui l'apertura sulla strage, su quanto accaduto nel Palermitano. In lacrime la coppia dei misteri, si professano in ginocchio innocenti i 2 predicatori evangelisti, ma secondo gli inquirenti non ci sono dubbi. Hanno affiancato Barreca nel massacro della sua famiglia. Oggi l'udienza dal GIP, il ruolo chiave della figlia superstite che adesso si trova in una comunità protetta, per chiarire tanti dubbi appunto su questa strage di Altavilla. Se abbiamo ancora qualche minuto, bene, allora vediamo anche le altre notizie. Intanto le testimonianze, le amiche di lei che dicono aveva paura di quegli ospiti che appunto si è ritrovata in casa e che sarebbero anche responsabili insomma di quanto accaduto. E poi il Monsignor Renna, l'idolatria ha preso il posto di Dio, gli esorcisti veri sono soltanto sacerdoti scelti dal Vescovo. Questo è un po' quello che ha tenuto a precisare la Chiesa rispetto a quello che è accaduto, ma come dicevamo prima non è l'unico caso purtroppo
purtroppo questo è stato quello eclatante di cui si è parlato, ha avuto un'eco mediatica importante, però ce ne sono tanti di questi casi, di riti e via dicendo, ma chiaramente gli esorcisti sono solo quelli nominati dalla Chiesa. Vedevo che c'era il parere anche di un esperto, di uno specialista. Dello psichiatra Paolo Crepè, che dice una violenza atroce, non ci siano sconti. Ricordiamo soprattutto che c'è una superstite che ha soltanto 17 anni. Poi, altra notizia importante che troviamo in prima pagina è di questa famiglia al servizio del boss. Insomma, cominciano ad emergere non solo tanti elementi riguardo alla vita, alla latitanza di Messina Denaro, ma anche a quelli che sono stati i suoi fiancheggiatori che gli hanno consentito appunto di essere latitante per tutti questi anni. Una famiglia al suo servizio, altro colpo, appunto nel Trapanese finiscono in carcere anche Antonino e Vincenzo Luppino, figli di Giovanni, l'autista di fiducia del latitante. Li accusano intercettazioni, tabulati e video. Per anni hanno protetto il ricercato, raffica di perquisizioni. E poi c'è un'altra notizia. Rifiuti, ex PIP, AST, serve una manovra da 100 miliardi, l'abbiamo visto prima 100 anche milioni. da 100 milioni, scusami, l'abbiamo visto prima anche sulla Gazzetta del Sud, questa manovra bis che dovrebbe arrivare a marzo. L'obiettivo del governo appunto è il voto all'Assemblea regionale tra poco. Ci sono due notizie, una in particolare riguarda la città di Palermo del Consiglio Comunale, questo regolamento per la movida che continua a fare discutere. Esatto, ci sono critiche e poi anche parliamo dei trattori ovviamente, emendamento pronto per l'IRPEF agricola, il testo con i tagli inserito nel milleproroghe, tra poco vedremo sulla stampa nazionale, ha accontentato una parte del fronte della protesta, c'è un fronte oltranzista che invece non si accontenta e va avanti appunto con queste manifestazioni in tutto il nostro paese. Noi ci fermiamo per pochissimo, appena pochi momenti, e poi ritorniamo per la rassegna stampa, stavolta nazionale, come anticipato da Emanuela. Si parlerà anche della protesta dei trattori che domani arriverà anche a Roma. A fra poco. Torniamo in studio per Buongiorno Sicilia e andiamo da Emanuela Corsi stavolta per leggere i quotidiani nazionali. Sì, tante le notizie. Oggi vediamo per esempio il Corriere della Sera, in primo piano c'è la questione in Medio Oriente, ma anche con alcuni riflessi che ha avuto sul nostro paese e soprattutto sul Festival di Sanremo. Leggiamo: l'Italia a Israele, è ora di fermarsi, telefonate Meloni-Schlein, poi il voto bipartisan per il cessate il fuoco e poi l'appello di Tajani. Questo per quanto riguarda la politica, ma vediamo anche che cosa è successo nel nostro paese. Scontri a Napoli, polizia, manifestanti dopo il caso Gali. Si tratta per la tregua di 6 settimane, l'Egitto passi avanti. In Egitto intanto ci sono stati dei negoziati, insomma si tenta di arrivare. C'è la CIA in campo, lo sta facendo anche con i servizi segreti israeliani, con Hamas, insomma stanno lavorando perché si possa arrivare ad un cessate il fuoco. Esatto. E poi vediamo che cosa c'entra Gali in tutto questo. Gali, diciamo, dopo la sua esibizione sul palco dell'Ariston, poi ha lanciato un messaggio dicendo insomma basta con cessate il fuoco e soprattutto stop al genocidio. Ha preso anche delle posizioni pro-Palestina. Poi è intervenuto l'AD della RAI dicendo noi insomma difendiamo Israele. Da lì insomma il caos, e c'è stata questa manifestazione proprio davanti alla sede RAI di Napoli, che è finita però con degli scontri tra polizia e manifestanti. Poi vedremo altre pagine dove ci sono proprio anche delle fotografie abbastanza eloquenti. Intanto andiamo a leggere: telefonata tra Meloni e la segretaria del PD Schlein, argomento il conflitto appunto in Medio Oriente, accordo per un voto bipartisan che chiede il cessate il fuoco. Interviene anche Tajani, Israele esagera. Intanto le parti trattano al Cairo, l'obiettivo è una tregua di 6 settimane. Scontri, dicevamo, tra polizia e manifestanti a Napoli dopo le dichiarazioni di Gali a Sanremo. E poi l'Avenier che dice: ho pianto molto, io non censuro. Perché?
il caso è stato legato non solo a Gali ma anche a Dargen D'Amico, che invece parlava dei migranti. È stato intervistato, insomma è stato anche un po' punzecchiato dalla stampa e ha detto: le pensioni degli italiani vengono pagate anche grazie a questo flusso di migranti che arrivano sulle nostre coste, e da lì una serie di polemiche. Insomma l'Avenier dice: non ho mai censurato nessuno, invito Dargen D'Amico a Domenica Inn, ero in imbarazzo per i tempi, non per le domande. Gali ha potuto parlare liberamente, giusto ricordare il 7 ottobre. Poi ancora, per chi l'ha accusata di essere meloniana, quindi di applicare un po' la censura, dice: io meloniana facevo le occupazioni femministe. Insomma, questo è anche Sanremo, perché poi ogni anno c'è sempre uno strascico, diciamo, di carattere non musicale. Lo dicevamo anche tempo fa, è un palcoscenico che fa gola anche per portare dei temi importanti. È una vetrina, immensa. Sotto i riflettori, quindi potrebbe anche essere giusto, corretto, o sbagliato, quello chiaramente poi dipende da ognuno di noi. E poi vediamo invece un'altra notizia. Questa è una bella notizia, perché Simona Quadarella è mondiale, dopo 5 anni rivince l'oro, ha conquistato l'oro mondiale nei 1500 stile libero, bissando il successo del 2019, questo ai mondiali appunto a Doha in Qatar, e la vediamo qui nel tondo anche con appunto la medaglia d'oro. Poi vediamo altre notizie, dossier super bonus, si torna a parlare appunto degli incentivi sulle case, salasso da 135 miliardi, quanto peserà ancora? E poi sulla giustizia arriva il primo sì, come abbiamo anche visto sulla stampa regionale. Sala, il PD rischi di più e vada avanti con Elli. Oggi c'è questa intervista appunto al sindaco di Milano. E poi purtroppo l'ennesima notizia di un femminicidio, anzi duplice femminicidio. L'ex fa una strage, lei si nasconde ed è salva, però sono morte in due, la madre e la sorella della ragazza. L'assassino è un giovane maresciallo della Guardia di Finanza che appunto ha ucciso madre e sorella dell'ex, che si è salvata rifugiandosi nel bagno. La strage in casa della ragazza dopo una lite a Cisterna di Latina. Lui aveva fatto la proposta di tornare appunto con l'ex, lei di fronte al suo rifiuto, questa è stata la reazione. Vediamo all'interno del Corriere, intanto il Medio Oriente ancora in fiamme, riparte il dialogo, progressi sulla tregua, Israele, video di Sinwar dentro ai tunnel al Cairo, per le trattative ci sono anche i capi di CIA, come dicevi tu, e Mossad, diffuso un filmato del capo di Hamas del 10 ottobre. E ancora vediamo il caso Gali, scontri davanti alla RAI, a Napoli cariche e 12 feriti, blitz dei centri sociali asserviti a Israele. Amadeus interviene, Sanremo non ha promosso l'odio, perché finisce appunto sotto accusa anche il Festival di Sanremo, dove sono stati trattati anche determinati temi. E ti dicevo, per esempio, vediamo questa foto di questa giovane manifestante con il volto insanguinato, si tiene il capo appunto con un fazzoletto, e questo sarebbe uno dei casi appunto di violenza che si è tenuto durante questa manifestazione. Andiamo a vedere altre notizie. Ecco, dicevamo prima, sempre restiamo sul Corriere, poi vediamo gli altri giornali, la Premier che rivendica il taglio IRPEF, quindi parliamo dei trattori, arriva un altro aiuto da Bruxelles, la deroga dell'Unione Europea sull'obbligo dei terreni a riposo, ma c'è chi va avanti con questa protesta. Qui li vediamo a Bari, appunto i trattori, in Puglia, nel capoluogo, vicino alla sede del Consiglio regionale. Le accuse all'Unione Europea, gli agricoltori italiani, ricordiamo, lamentano politiche per loro penalizzanti da parte dell'Unione Europea e dinamiche di prezzi ingiuste. Poi da settimane gli agricoltori appunto sono scesi nelle strade sui trattori, diversi comitati che li rappresentano, come il Riscatto Agricolo e CRA.
e poi CRA, e poi la protesta di coltivatori e allevatori domani a Roma al Circo Massimo, dove a manifestare sono attese 20.000 persone. E dicevamo anche queste divisioni nella categoria, perché il fronte della protesta non è unito, si è spaccato proprio in queste ultime ore. Riscatto Agricolo ha accettato un tavolo con il Ministero dell'Agricoltura. La Stampa. Anche qui in apertura c'è la questione del Medio Oriente. Gaza, l'Italia guidi l'azione dell'Unione Europea. Schlein, lavoriamo per il cessate il fuoco, no alle censure. Sanremo in sintonia con il Paese. Telefonata intanto tra la segretaria Dem e Meloni, passa la mozione PD sulla tregua, gelo Tajani, la russa invece su Israele. La Quadarella, anche qui la fotonotizia è dedicata a lei. Quadarella stile d'oro, vittorie mondiali sui 1500 e pass per le Olimpiadi. Il doppio femminicidio, solo Desirée si salva dalla strage dell'ex. Ecco, lui appunto non ha retto all'affronto di essere stato rifiutato alla vigilia di San Valentino. Si chiama Christian Sodano e ha 27 anni, questo maresciallo appunto della Guardia di Finanza che ha ucciso queste due donne. E poi c'è questo rapporto di Save the Children che trovo abbastanza inquietante. Per un adolescente su 3 le ragazze se la cercano, quindi il 30% dei ragazzini la pensano così. Quindi c'è un problema culturale qui. C'è un problema culturale. Decisamente. E poi appunto Save the Children ha chiesto a 800 ragazzi e ragazze come vivono le relazioni sentimentali. Il 65% ha subito controlli dal partner, il 52% ha subito comportamenti violenti. Stiamo parlando comunque di una fascia di giovani. Quindi stiamo parlando anche di un paese come l'Italia che si considera tra quelli più evoluti al mondo, no? Apparteniamo al mondo occidentale, grande libertà. Però, come dicevi tu, c'è evidentemente un fattore culturale che va affrontato e rivisto. Ma affrontato con i ragazzi in maniera particolare, se questi sì, sono i dati. Con i ragazzi e con le ragazze che troppo spesso confondono il controllo come una forma di amore, come la gelosia come una forma di amore. Se è geloso evidentemente ci tiene, un pizzico di gelosia una persona non è gelosia, non è la gelosia. Esatto, soprattutto poi quando si diventa possessivi, quello è un altro problema. La riforma Nordio, via l'abuso d'ufficio, custodia in carcere, serve il sì adesso di 3 giudici. Andiamo all'interno e vediamo questa censura RAI, così scrive oggi La Stampa, scontro, soldi, Sergio. Feriti ai presidi di Torino e Napoli. Anche qui vediamo appunto gli scontri. È la stessa fotonotizia della ragazza con il volto insanguinato, perché ha preso evidentemente una botta alla testa, per quello che vediamo. Si tiene una garza sulla testa. Sulla testa. È stata colpita evidentemente. E poi vediamo cosa è successo ai protagonisti. Dal palco di Sanremo, Gali, dopo la sua esibizione di sabato, lancia il messaggio stop al genocidio. L'indomani l'ambasciatore israeliano in Italia, Alon Bar, insorge e dice: è vergognoso usare il palco per diffondere odio. E poi interviene la D-Rai, Roberto Sergio, che dice: ogni giorno i nostri TG raccontano la tragedia degli ostaggi in mano ad Hamas. Insomma, di fronte a questo piccolo riassunto poi ci sono stati quelle sono poi le reazioni che... E infatti, per esempio, Libero, come racconta la notizia, scrive: nella striscia di Gali finisce ammazzate. Questo è il titolo. Un'attivista pro-palestina ferita ieri durante gli scontri davanti alla sede Rai di Napoli. E poi Gali viene definito il nuovo paladino del PD. I tweet del cantante omofobi e sessisti, si va un po' a scavare adesso anche nelle canzoni appunto di Gali. E non solo, cioè nei suoi profili social si vanno a cercare. Social, certo, perché adesso insomma è diventato un po' l'uomo del momento. Abbiamo un'ultima prima pagina da vedere, un ultimo titolo? Sì, allora lasciamo perdere l'Avvenire che abbiamo già visto in lacrime, vediamo il Fatto Quotidiano, anche qui botte a chi manifesta per Gaza e per Gali.
stradali da Torino a Napoli, cortei contro la RAI caricati dalla polizia. Vediamo velocemente anche l'Unità che cosa scrive a proposito di questo. La polizia aggredisce il sit-in sotto la RAI, sempre la stessa giovane che è stata un po' presa come simbolo di questa manifestazione su tutte le prime pagine dei quotidiani che hanno dedicato ampio spazio a questa notizia. Grazie Emanuela, Grazie. torneremo da te chiaramente fra non molto, intanto noi ci fermiamo, fra poco il primo dei nostri ospiti di questa mattina. Un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo da Daniele Berlusconi. Nella giornata di mercoledì rinforza ulteriormente l'anticiclone a garanzia di tempo stabile e ben soleggiato su quasi tutta Italia, eccetto per qualche nebbia in Val Padana. Sulla Sicilia, anche qui tornano condizioni stabili dopo le piogge dei giorni precedenti. Avremo cieli sereni o poco nuvolosi, qualche nuvola al mattino sul litorale tirrenico ma senza conseguenze, ventilazione ancora sostenuta da nord. Le temperature non subiscono grandi variazioni, valori massimi intorno ai 14-17 gradi su gran parte delle nostre località. Anche la giornata di giovedì sarà caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica, cieli sempre sereni o poco nuvolosi, ventilazione in indebolimento e temperature generalmente poco variate, sia nei valori minimi che in quelli massimi, che saranno ancora intorno ai 15-17 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli scaricando la nuova app gratuita di Trebi Meteo. Sempre. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12:50 E 19:20 c'è chi la vuole cotta. Eccoci, torniamo in studio e allora il primo appuntamento, il primo ospite è la dottoressa Francesca Catalano, che è la presidente del comitato Andos Onlus, le donne operate al seno di Catania. La vostra è un'attività incessante perché purtroppo, ahimè, il tumore al seno, nonostante insomma, la scienza, la ricerca vada avanti, è una delle cause, anzi la principale causa di morte per tumori in Italia per quanto riguarda proprio le donne. Ed è un'attività, dicevo prima, incessante, quotidiana. Abbiamo finito appena la festa di Sant'Agata, dove voi siete state anche impegnate per quello che è la vostra, il vostro messaggio, e stamattina ci ritroviamo per dire, intanto non le posso chiedere a che punto è la ricerca, perché chiaramente la ricerca ogni giorno, ogni momento, il nostro augurio è che possa andare avanti, però i sintomi, avvertire qualcosa di strano, ci rivolgiamo chiaramente alle donne, che cosa fare, come intervenire e soprattutto in maniera tempestiva. Ma intanto la ricerca è a buon punto, questo bisogna sottolinearlo. Immaginate che ogni anno vengono utilizzate più di nuove 300 molecole che ovviamente servono per le terapie. Quindi io dico sempre alle mie pazienti: oggi è difficile di morire di tumore della mammella, quindi mi devo mettere d'impegno per non farcela. Quindi questo significa che con una diagnosi precoce, con una mammografia l'anno a partire dai 40 anni, questo va stressato attraverso i media, le donne devono essere sottoposte a controlli annuali, quindi ci deve essere una visita senologica e in genere partiamo già dai 25 anni, insegniamo alle donne l'autopalpazione, una mammografia a partire dai 40 anni associata spesso ad un'ecografia. Qual è la differenza fra il seno di una donna giovane e il seno di una donna meno giovane? La donna giovane ha un seno ghiandolare, quindi prevale la componente ghiandolare, quindi si studia bene con l'ecografia. Ecco perché mettiamo insieme dopo i 40 mammo ed eco. La donna che è in menopausa ha un seno prevalentemente grasso, adiposo, quindi si studia meglio con la mammografia. Alcune mi dicono: ma mi faccio male, non voglio fare la mammografia, voglio fare solo l'eco, perché la mammografia schiaccia, no? La mammella. E no, dobbiamo fare anche la mammografia, perché alcune forme tumorali in fase iniziale, come le microcalcificazioni, queste si vedono soltanto con la mammografia. Quindi se voglio fare una diagnosi precoce, almeno una volta l'anno sottopormi ad un esame mammografico. Questo è il messaggio che deve passare
E non è possibile che le regioni del sud hanno un'adesione allo screening pari al 30-35% contro le regioni virtuose che arrivano fino all'80%. Ma questo perché? Perché magari si è restii, perché... Paura, probabilmente è questo. Sì, paura. È meglio non sapere e quindi non vado a fare un controllo, un prelievo di sangue, una mammografia, ma come altre indagini di screening, immaginate anche lo screening dei tumori del colon retto oppure della cervice uterina. Quindi le donne non si presentano allo screening, l'invito viene cestinato, perché arriva a casa l'invito ogni 2 anni, l'invito viene cestinato e non si presentano, quindi poi arrivano nei nostri ambulatori con tumori spesso in fase avanzata. Anche il tumore in fase avanzata non significa non ce la farò, attenzione. Il tumore in fase avanzata significa che ci dobbiamo impegnare molto di più con le molecole di cui vi parlavo prima, quindi con la chemioterapia, e nei casi diciamo meno fortunati che non guariscono, oggi siamo in grado di cronicizzare la malattia, per cui ci saranno dei momenti in cui la malattia prende il sopravvento e quindi utilizzeremo una molecola nuova, e momenti in cui invece l'equilibrio viene stabilizzato e la paziente sta bene per diversi mesi. È chiaro che se noi arriviamo in tempo tutto questo non c'è. Ma questo come si può fare? Con dei campanelli d'allarme? Esistono dei campanelli d'allarme a cui bisogna fare attenzione? Allora, i campanelli d'allarme sono il classico nodulo. La donna fa la doccia e sente attraverso le mani la presenza di un nodulo nuovo che magari fino a qualche mese prima non c'era. Però noi non dobbiamo arrivare ad operare le donne quando hanno un nodulo, perché il nodulo significa che già abbiamo superato il centimetro e quant'altro. Noi dobbiamo arrivarci quando le lesioni sono cosiddette non palpabili, quindi non le palpa la donna che conosce il proprio seno e non le palpa il senologo che fa la visita. Quelle sono le lesioni che nella stragrande maggioranza dei casi vanno poi a guarigione una volta trattate. Diciamo che i controlli vanno fatti in salute, ecco. Esatto. Non quando c'è prevenire. il campanello d'allarme, ma quando sostanzialmente non ci sono sintomi, non c'è alcuna... Esatto, quindi quando ancora non c'è nulla, quindi è un seno che alla palpazione non presenta novità, non c'è nulla, e allora una visita senologica l'anno. E poi anche per quanto riguarda i seni più piccoli, diciamo, perché spesso chi non ha un seno abbondante dice vabbè, ma tanto io sono... Non è vero, ecco, diciamo questa cosa. E poi considerate che in alcuni casi facciamo la mammografia anche nell'uomo, perché esiste il carcinoma della mammella maschile. L'uomo pensa di non avere questo problema perché la mammella non c'è, non è vero, è un abbozzo rudimentale che si trova dietro l'areola capezzolo. Comunque c'è, esiste, quindi in alcuni casi, in famiglie selezionate, dove ci sono diciamo molti casi di tumore o di prostato, di mammello, dell'ovaio, anche l'uomo può essere sottoposto a mammografia. C'è un fattore ereditario anche? Quindi chi ha avuto dei casi è meglio che si controlli? Sì, assolutamente sì. Fino a poco tempo fa si riteneva che la forma eredofamiliare fosse intorno al 5-8%. Oggi, proprio perché stimoliamo la donna a fare prevenzione, interroghiamo la donna sulla famiglia e quindi scandagliamo la famiglia sia dal lato materno che dal lato paterno, siamo in grado di avere un alert che ci dice che quella donna va studiata in maniera più approfondita. Esiste, sì, è un gene, sono anzi 2 geni responsabili della malattia, il gene BRCA1 e BRCA2, e quando facciamo un prelievo di sangue e lo troviamo studiando il DNA, quelle donne vanno diciamo o a intervento chirurgico profilattico, quindi si tolgono le mammelle per evitare che la malattia arrivi, oppure nelle donne più giovani che non vogliono affrontare questo percorso comunque difficile anche se non hanno la malattia, facciamo una sorveglianza ad esempio con la risonanza, che è un esame molto sofisticato e ci permette di vedere il tumore nella giovane quando è ancora di piccole dimensioni. Fasce più a rischio, possiamo indicare delle fasce a rischio? Perché vedo che insomma la popolazione è divisa in varie fasce davvero. Allora, la fascia più a rischio in teoria è quella dello screening, 50-69 anni. In realtà anche nella fascia 40-49 l'incidenza è abbastanza alta, e anche questa è una novità. Prima pensavamo che il tumore venisse nella fascia delle donne più grandi, quindi in una fase di menopausa. Oggi sappiamo che le donne vanno controllate anche a partire dai 40 anni. Ma nella nostra regione, lei diceva prima, non solo nella nostra regione, diciamo, al sud in generale, c'è questa scarsa predisposizione a fare dei controlli. Dipende soltanto dalla poca convinzione, poca propensione, o altrimenti
non ci sono tutti questi centri. Possiamo dire che esistono dei centri per cui ci si può insomma fidare all'avanguardia con apparecchiature diciamo, molto diciamo, tecnologicamente evolute? Assolutamente sì, oggi la regione siciliana vanta di tantissimi centri che sono stati identificati per la cura della malattia. Quindi abbiamo le cosiddette breast unit o unità di senologia, se vogliamo chiaramente far capire meglio chi ci ascolta, che sono in grado di curare la donna dalla diagnosi fino poi alla terapia finale, anche con la riabilitazione. E poi ci sono i centri di riferimento per eseguire la mammografia, centri che sono stati identificati con un decreto, adesso ce n'è uno proprio nuovo di qualche giorno fa, dell'assessorato alla salute della regione siciliana, e sono quei centri privati convenzionati, la donna magari preferisce farla in un centro dove prende l'appuntamento, non aspetta e quant'altro, e sono stati identificati in base a tre cose fondamentali. Dei mammografi di alta qualità, quindi di ultima generazione, i mammografi digitali, l'esperienza del radiologo, quindi è un radiologo dedicato all'esame, l'esperienza del tecnico che fa la mammografia e soprattutto il numero di mammografie che vengono fatte all'anno. Se io vado in un centro che fa 100 mammografie l'anno rispetto a un centro dove ne fanno 1000 e anche più, è chiaro che l'esperienza è diversa. Quindi anche questi centri sono stati identificati in tutta la regione. Dottoressa, voi sostenete le donne nella maniera diciamo più in maniera pragmatica, pratica, cosa fate per queste donne che ahimè purtroppo si trovano a combattere questo male? Ma l'Andos, quando è nata a Catania nel 2004, da subito ha capito quali erano le esigenze del territorio. Da una parte sicuramente la riabilitazione, quindi noi invitiamo le donne a iscriversi al nostro comitato e diamo tutta una serie di attività ricreative, anche divertenti se vogliamo. Alcune di loro, io lo racconto sempre, fanno teatro, gente che non ha mai recitato, però si divertono e in quel momento staccano la mente, si creano nuove amicizie, nuove condivisioni di esperienze. E dall'altro battiamo sempre sulla prevenzione. Con la Fondazione Tregua, ormai da 9 anni, portiamo avanti il Maggio in Forma. Offriamo alle donne di Catania, residenti Catania e provincia, una mammografia gratuita nella fascia di età 40-49 che non rientra nello screening e quindi non vengono chiamate per eseguire la mammografia. Siamo a Piazza Stesicuro una domenica di maggio, le donne vengono, si prenotano e diamo la possibilità di eseguire gratuitamente, quindi non c'è un ticket, non c'è nulla, una mammografia. E lì troviamo a volte delle piccole sorpresine, quindi queste donne chiaramente vengono trattate chirurgicamente, rimane sicuramente una cicatrice ma rimane un ricordo. Allora, diciamo, quando ci avvicineremo a maggio la promessa è di rivederci per poter avviare questo screening gratuito. Come si fa a entrare in contatto con voi? Così magari c'è la possibilità, andiamo su internet. Sì, c'è il sito, poi siamo sui social, sia su Instagram che su Facebook, ci sono i nostri contatti e quindi non è difficile entrare in contatto con Andos. Lei ha accanto a sé un libro che possiamo fare vedere, lo leggiamo, Quando la luna cade nel pozzo. Questo l'abbiamo presentato insieme a tante altre iniziative che ci sono state nel mese di febbraio, l'abbiamo presentato per i nostri primi 20 anni, perché immaginiamo di avere altri 20 anni davanti, forse anche più, ed è un libro che racconta le storie di donne che hanno avuto la malattia, ci sono anche delle vostre colleghe che hanno voluto scrivere, e anche la mia testimonianza, quello che è un'associazione di volontariato con tutte queste esperienze mi ha insegnato. Io dico sempre che imparo da loro ogni giorno una cosa in più, perché è vero che le curo, è vero che faccio il mio mestiere, ma è anche vero che l'emozione, la paura, i pensieri di una donna che ha un cancro al seno che mi vengono riferiti aumentano la mia percezione di quello che significa avere un dolore così importante. Dottoressa Catalano, noi la ringraziamo per essere stata stamattina con noi. L'appuntamento è a maggio. A maggio. Così magari ci ritroviamo, rinfreschiamo la mente, ricordiamo che è importante prevenire, ricordiamo che è importante fare screening per anticipare, perché anticipare è importante. È la cura migliore. Ed è la cura davvero migliore. Grazie alla dottoressa Catalano, che è la presidente del comitato Onlus Donne Operate al Seno di Catania. Una buona giornata. Grazie. Fra poco ci ritroviamo con altri ospiti.
Buongiorno Sicilia, adesso con noi in studio Viviana Lombardo, che è l'assessore alle politiche giovanili del Comune di Catania, buongiorno. E anche Simone Di Stefano, che è coordinatore del progetto NICT-NACT. Buongiorno. Buongiorno. Allora, parliamo adesso di un premio particolare, quello che viene dedicato e che sarà comunque consegnato, ormai ci siamo, il 1° marzo del 2024 a Napoli, alla città italiana dei giovani. E perché parliamo di questo? Stiamo vedendo per l'appunto il logo di questo progetto. La città di Catania, assieme a Jesolo, Pisa, Potenza e Teramo, è tra le 5 città finaliste. Intanto noi cerchiamo di capire che cos'è questo progetto, in che cosa consiste, da dove nasce, perché nasce e come nasce. Tante domande. Lo facciamo con l'assessore prima. Allora, innanzitutto per noi chiaramente è un motivo di orgoglio esserci qualificati tra le prime 5 città d'Italia, anche perché siamo anche l'unica città del sud, oltre che la città più grande. È bello sapere che Catania viene avvertita, viene vista anche all'esterno come una città per giovani, a misura di giovani. Devo dire che da questo punto di vista c'è grandissima sensibilità da parte dell'amministrazione, quindi per questo ringrazio chiaramente il sindaco e tutta la giunta, perché sin dai primi giorni in cui ci siamo insediati abbiamo cercato e abbiamo fortemente voluto il coinvolgimento dei giovani in tutti i procedimenti che riguardano la pubblica amministrazione. Lei deve pensare che noi abbiamo avviato per la prima volta un piccolo progetto che si chiama Catania Congiunta, per cui noi invitiamo i ragazzi, i giovani delle scuole superiori, chiaramente quelli già del 4º o 5º anno di superiore, a partecipare alla giunta comunale per fargli comprendere cosa significa amministrare una città importante come Catania. Cosa succede all'interno del Consiglio Esattamente, quindi anche l'iter di approvazione delle delibere e fare avvicinare anche i ragazzi alla politica, perché sappiamo che purtroppo oggi i ragazzi sono un po' distratti, diciamo, e distanti, esatto, e quindi cerchiamo di avvicinarli. Sono più vicini ai telefonini, assolutamente, ai social. Assolutamente, i social network purtroppo hanno scollato i ragazzi alla realtà. E nello specifico con questo progetto, appunto, poi adesso Simone magari nel dettaglio spiegherà meglio, abbiamo creato degli spazi, abbiamo inaugurato un nuovo spazio che si trova in piazza Matteotti, quindi accanto alla questura zona via Manzoni per capirci, uno spazio dove i ragazzi possono liberamente elaborare dei prototipi, dei nuovi progetti, riunirsi e incontrarsi, contaminarsi, no? Perché no, in qualche modo. E peraltro devo dire che anche il Consiglio Comunale, molto attento alle politiche proprio dei giovani, ha accolto il nostro invito di svolgere alcune sedute delle commissioni, quindi le commissioni itineranti, all'interno di questi spazi, così che anche i consiglieri comunali possano entrare in contatto con i giovani sia delle scuole che dell'università. Insomma, il palazzo non è soltanto rinchiuso a palazzo di città, però va anche tra la gente, soprattutto tra i giovani. Simone Di Stefano, questi ragazzi che hanno partecipato a questo progetto, quanti sono? Possiamo dare una cifra, un numero, quanti hanno aderito e poi in che cosa consiste il progetto che Catania ha presentato e per il quale insomma è arrivata in finale? Il progetto, intanto mi sembra doveroso dire la genesi del nome, NICT-NACT, che può sembrare strano, ha una sua sonorità e si ispira al lago di Nicito. Cioè noi abbiamo pensato che i fiumi che passano sotto la città non devono più sversare a mare, ma devono riformare un lago, quindi abbiamo immaginato le energie di questi giovani che riemergono e sono a disposizione della città, perché la città ha bisogno delle loro competenze e delle loro abilità, e le loro abilità girano tutte attorno alla trasformazione digitale. Quindi noi in questo Living Lab, in questo laboratorio creativo, abbiamo investito su una serie di attrezzature che consentono ai giovani di sviluppare quelle che sono la robotica, l'intelligenza artificiale, lo sviluppo di prototipi. Abbiamo una stampante che fa diverse cose, incide, taglia a laser. In questo spazio abbiamo anche voluto un sistema di comunicazione, perché non è uno spazio, non è un classico Living Lab, permette, come citava l'assessore, di far interagire la città e il territorio, quindi possono venire gli imprenditori, sono venuti alle scuole presentando i loro prototipi e quindi i ragazzi piano piano stanno cominciando a partecipare a queste attività, e anche in maniera spontanea. Noi abbiamo fatto diversi corsi, la genesi del progetto riguarda il bando Fermenti, che prevedeva proprio che i giovani si attivassero. Tramite un'associazione Generazione Y abbiamo finito ora questa prima fase, ci apprestiamo ad aprire a tantissime altre associazioni e i giovani coinvolti già superano la centinaia. Qual è il punto di svolta? Abbiamo investito e stiamo investendo su un social network, quindi
Catania avrà un social network fatto di giovani dove chiunque può entrare e interagire con loro. Ma questa è una bellissima notizia, perché i ragazzi magari avranno qualcosa di più concreto su cui confrontarsi, perché magari i social puntano agli idoli, puntano a questi grandi comunicatori che troviamo sui social network, che fanno dirette, che mandano messaggi. In questo modo si può valorizzare anche il patrimonio culturale e non solo della città, ma ci potrà essere un'osmosi, uno scambio tra gli stessi giovani all'interno di questa comunità che si verrà a creare sul social. E sta già succedendo, guardi, le cito che abbiamo fatto a dicembre un evento al Castello Ursino coinvolgendo un gruppo di lavoro dove dei bambini hanno interagito dentro il Castello Ursino, quindi la città che diventa un laboratorio che consente alle scuole, ai ragazzi delle scuole di esprimersi e di dare tutte le loro energie a disposizione dello sviluppo della città. Assessore, con quale spirito voi comunque vi apprestate ad andare alla finale? Perché ci sarà una finale, no? Ci sarà una serata, immaginiamo, conclusiva a Napoli. Napoli è la città che è stata premiata l'anno scorso per il 2023, adesso c'è questo premio nel 2024. Ho letto che altre città hanno dei progetti interessanti. Quello di Catania va a permeare proprio la cultura, l'essere della catanesità, diciamo così, punta, mi pare di capire, a valorizzare anche la città in qualche modo. Però questo fermento dell'amministrazione è importante, il coinvolgimento dei giovani è di buon auspicio per il futuro anche. Esatto, noi siamo fiduciosi, chiaramente sono dei piccoli passi che si stanno facendo. Sicuramente, come diceva lei poc'anzi, quello che ci interessa di più è mettere in risalto chiaramente i giovani, ma all'interno del nostro territorio, quindi valorizzare il territorio. Non è da poco il dettaglio che lo scorso anno abbia vinto una città grande e una città del sud, quindi dico questo ci rende ancora più entusiasti. Peraltro volevo sottolineare e aggiungere a ciò che diceva poc'anzi Simone, che molti dei ragazzi del servizio civile universale ci hanno aiutato in questo progetto. Cioè, in questo progetto lavorano tantissimi ragazzi che non sono nostri dipendenti, ma che sono appunto in questo momento dei ragazzi presi con il servizio civile. E a tal proposito, lo ribadisco perché sono stata invitata qui da voi qualche settimana fa per parlare del servizio civile, è importante che i ragazzi partecipino a questo bando, perché possono, per loro è un modo per fare un'esperienza all'interno della pubblica amministrazione. Tra le altre cose remunerata. Quindi... Remunerata, assolutamente remunerata, fa curriculum come si dice, quindi in realtà gli dà quell'esperienza che poi gli consente anche di avere accesso a delle quote riservate per le assunzioni e il bando sarebbe stato in scadenza domani, quindi giorno 15, ma in realtà c'è stata una proroga fino al giorno 22, quindi lo volevo dire perché insomma è importante anche che i ragazzi come fare sappiano. Per arrivare al bando? Semplicemente collegandosi sul sito del Comune di Catania c'è un link che li manda al format da compilare. Quindi molto semplice. Si può compilare questa scheda? Assolutamente sì, non si ci sono questa assolutamente scheda. problemi. È molto semplice. Con Simone Di Stefano vorrei tornare di nuovo a questa città dei giovani. I giovani catanesi come immaginano Catania? Avete capito come possono immaginare, come stanno immaginando la Catania del futuro? La Catania di domani? Allora è una domanda difficile perché io non sono più giovane, però ma io dico, provo a rispondere. La domanda è come i ragazzi che si approcciano a voi immaginano questa città. Allora quello che vedo io è entusiasmo, noi dobbiamo facilitare il loro coinvolgimento. Il dialogo intergenerazionale è una cosa importante perché ogni generazione tende, grazie all'uso anche dei social network, a chiudersi in una bolla. Se voi vedete TikTok ha una bolla, Instagram ne ha un'altra, Facebook ne ha un'altra. Noi dobbiamo permettere il dialogo. Quando cerco di spiegare il progetto io dico sempre: ma perché Zalando, che è un grande e-commerce, non è nato a Catania? Perché? Perché probabilmente le generazioni non dialogano, perché noi ne abbiamo tanti giovani bravi, abbiamo un'università d'eccellenza, non ce lo dobbiamo dimenticare, che è coinvolta tra l'altro nel progetto. Quindi dobbiamo fare in modo che questi giovani vengano coinvolti, dobbiamo dare la chiave. Anche se dobbiamo dire che la città di Catania, il sud comunque in genere, ha moltissime start-up, cioè di queste aziende giovani che innovano. Poi magari, superato il primo step, il primo passo, queste aziende che nascono sul nostro territorio vengono assorbite, vengono rilevate e lasciano la nostra terra. Noi dovremmo cercare in qualche modo di radicare, di farle radicare sul territorio, di farle restare qui, perché portano lavoro, entusiasmo, coinvolgimento
Ma infatti, in proposito, ci sono diverse linee del PNRR che prevedono proprio degli incentivi per le start-up, e nello specifico delle start-up che riguardano le start-up inerenti al settore della digitalizzazione, perché chiaramente sappiamo, non possiamo negare che questo sia il futuro. Tant'è che in collaborazione con l'Università di Catania il Comune, quindi il sindaco, proprio in sala giunta si fanno degli incontri proprio presieduti dal nostro primo cittadino, con tutti i giovani e anche meno giovani, comunque con tutte le start-up che si vogliono occupare di digitale, proprio perché vogliamo anche che Catania sia non solo la città dei giovani ma anche la città del digitale, che poi secondo me le cose sono anche strettamente connesse. Ci affacciamo al futuro, insomma. Non voglio anticipare, però lo faccio, che noi siamo anche selezionati nel prossimo progetto ANCI, che prevede lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, che lavora sull'ecosistema Etna. Sono coinvolte Adrano, Paternò, Sant'Alfio e Zafferana, e stiamo lavorando proprio con NICT-NACT per espandere il modello. Questa è una cosa molto bella, siamo in fase di progetto esecutivo in assistenza con l'ANCI, e siamo stati selezionati per ulteriormente sviluppare questo progetto. Allora, noi possiamo augurare in bocca al lupo intanto per quello che sarà poi la serata finale del progetto Città Italiana dei Giovani. Buon lavoro per quello che state preparando per i nostri giovani, per i giovani della città di Catania. Ci ritroviamo magari per tracciare un bilancio fra un po' di tempo e magari per presentare altre iniziative. Grazie. Sapere anche come finirà. Quello senz'altro, ci mancherebbe altro. Naturalmente. Grazie all'assessore Viviana Lombardo, grazie anche a Simone Di Stefano. A presto, ci fermiamo e fra non molto parleremo di stelle, oggi in modo particolare. Si parlerà di San Valentino, cosa riservano le stelle per gli innamorati. Tutto questo fra pochissimo. Buongiorno Sicilia, adesso siamo in collegamento diretto, direi con le stelle, grazie al nostro Marco Amato. Buongiorno Marco. Buongiorno, buon San Valentino Sicilia, buon San Valentino Angelo, buon San Valentino Manuela. Ma guardate che tazzina con il cuore questa mattina, fantastica davvero. Era di rigore il cuore, tra l'altro un cuore abbastanza siciliano perché è la stilizzazione di un ex voto. Allora, bene. Allora Marco, oggi non possiamo non parlare. Avevamo evitato accuratamente di parlarne, però dobbiamo parlare sì di stelle, ma le stelle legate chiaramente a questo giorno che è quello degli innamorati. Vediamo che cosa ci dicono le stelle per gli innamorati di oggi. Ebbene, le stelle oggi ci fanno un bel po' di sorprese, però vediamo di cosa stiamo parlando. Cosa è San Valentino? San Valentino è la festa della celebrazione dell'amore romantico, ma non è sempre stata tale, ovvero è un'antichissima tradizione atavica e millenaria, perché il 14 febbraio questo periodo dell'anno era la festa dei Lupercali, ovvero le feste dedicate a Pan Luperco, ovvero il fauno per eccellenza. Quindi erano dei riti legati alla fertilità e aveva ben poco di romantico, ragazzi. Pensate che addirittura questo rito propiziatorio consisteva nel fatto che i giovani, le giovani ragazze venivano percosse da dei ramoscelli, da altrettanti ragazzi assolutamente desnudi tutti quanti, e con questi ramoscelli di erbe che appunto avevano questo significato propiziatorio venivano percorse reciprocamente le parti intime proprio per propiziare la fertilità. Quindi pensate quanto poco di romantico aveva questa ritualità, ma era un'atavica e millenaria primordiale celebrazione della vita e quindi del ciclo vitale, che aveva sempre bisogno appunto di celebrare la fertilità e il potere riproduttivo. Andiamo al 496 d.C., in cui Papa Gelasio vuole rimuovere un po' questa paganità, questo rito un po' troppo forte dalla tradizione, e quindi sovrappone la celebrazione del santo Valentino da Terni. E quindi diventa San Valentino. Antropologicamente la storia è questa. Si è trasformata da una festa di fertilità
alla festa dell'amore romantico. Ma non è solo questo, una chicca particolare dell'astrologo antropologo è che Valentino è anche il demone della seduzione. Tante coincidenze? Ma chissà. Del resto comunque questa è una... Attenzione. Scusate, è partita una chiamata. Del resto questa è una festa molto dedicata all'amore romantico e le stelle appunto la salutano oggi con una passionalità plutonica molto forte. Congiunzione Plutone-Marte, quindi passione a tutto spiano per i segni di aria. Acquario, Gemelli e Bilancia hanno questa forte intensità passionale oggi, in particolare chiaramente l'Acquario, perché la congiunzione avviene lì, ma anche i Gemelli che ritrovano la comunicativa affettiva in una maniera molto salda e solida, mentre invece la Bilancia è un po' cruciata da tutta una serie di cose, perché la Luna oggi è in Ariete e quindi in opposizione e Venere è in Capricorno, quindi quadratura. Proprio la Bilancia, che è la regina della coppia, oggi forse ha qualcosa da ridire in amore. Chissà. Andiamo poi ai segni di fuoco, che sono super favoriti anch'essi, per cui l'Ariete è un periodo di ripartenza e questa passionale festa di San Valentino arriva con un sestile Marte-Plutone che lo sveglia proprio da un punto di vista creativo, passionale e affettivo. Forza Ariete, del resto è il vostro Marte che si libera e quindi forse oggi dichiarerete qualcosa di più ad una persona che vi piace. Cosa accade invece per il Sagittario? È una ricorrenza questa salutata invece da una voglia un po' più cognitiva, più relazionale. Il Sagittario forse esce da alcune storie del passato e quindi adesso ha bisogno di relazionarsi in maniera del tutto nuova a quella attuale e presente. Troverà qualcuno qualcosa? Beh, questo San Valentino vi bacia proprio in fronte da questo punto di vista e sì, una passione è possibile. Amore diventa quando Venere, giorno 19, passa anch'essa in Acquario, quindi in bocca al lupo Sagittario. Il Leone ha un po' di pianeti in opposizione, quindi il Leone ci vuole vedere chiaro e vuole comunque lo spazio e il tempo necessario per l'amore. Riservarsi quindi un'intimità, riservarsi quindi una dimensione un po' più solida e un po' più fluida e decisamente più gelosa della sua gravità. Il Leone, vi ricordo, è ferino e sa difendere ogni cosa che ama con una forza immane. Quindi, cari Leone, forza e ruggite laddove vi sentite di ruggire. Ti ascolta con attenzione, la nostra Emanuela, ti sta ascoltando con grande attenzione, quindi da leone lei. Sì, è leone lei. Ruggisco oggi. Questa luna aiuterà anche molte leone a rifare un progetto, riprogettare qualcosa che ha a che fare con la casa, con gli immobili, con un'estensione anche della famiglia. Possibilmente, con Marco, delle ci comodità. azzecchi sempre, sei veramente il mio idolo, ci azzecchi in una maniera pazzesca. Sei troppo bravo, te lo devo dire già da tempo. Grazie Emanuela, detto da una collega da una Leone, per me è molto gratificante, davvero. Grazie infinite. E poi andiamo avanti. Continuiamo con i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Il Toro è un po' in un bailam di cose molto complicate e complesse, perché Giove e Urano fanno un po' un uragano nelle loro vite, nella loro complicanza, proprio perché Giove espande, Urano è l'imprevisto. Quindi tendenzialmente questo San Valentino gode ancora di un trigono di Venere, però sbrigate a celebrarlo perché poi anche in amore dovete essere un pochino più concreti e più solidi. Vergine, la Vergine recupera, la Vergine è un po' sola per adesso, un po' troppo oberata da lavori e spazi che non ha, proprio perché gli impegni e le scadenze sono talmente tante. La Vergine si è riempita di cose da fare in maniera così subissante che trova poco spazio per l'amore. Oggi però una dolce sorpresa arriverà verso sera, quindi cari Vergine avrete il vostro cioccolato per San Valentino a forma di cuore. Capricorno, il Capricorno mi stupisce sempre più proprio perché è un segno che ha furoreggiato in questi mesi e continuerà per quest'anno, perché ribadisco, l'ho detto per tutto l'anno, è l'unico segno zodiacale che non avrà per niente aspetti negativi. Quindi cari Capricorno, godetevi ancora questa Venere che vuole rimanere a San Valentino nei vostri gradi prima di andare nel più pazzerell'Acquario e quindi vivetela in una maniera assolutamente più concreta e più diretta. Dolcissimi gli Acqua in ultimo, Cancro, Scorpione
scorpione e pesci. Un cancro che mi piace molto per adesso perché è assolutamente divertito e non ha più le opposizioni di tutti i pianeti in Capricorno, anche se Venere è opposta e anche la Luna oggi è quadrata. Per i cancro è sempre San Valentino, quindi troverete il modo assolutamente di essere avvolgenti, protettivi e amabili come lo siete sempre. Scorpione, uno scorpione assolutamente dinamico e che ritrova le motivazioni non solo nell'amore ma anche nell'essere sicuro di aver ricollocato bene nel suo passato tutta una serie di significati e di storie nel proprio cuore, nella propria anima. Quindi uno scorpione più accettato, pacificato, più sereno e che ora vuole altro, vuole del nuovo, e anche nei rapporti fissi lo scorpione vuole migliorare la qualità del suo establishment affettivo. Pesci, il segno che ama di più, caro Angelo, ti tocca proprio questa zodiacalità. Grazie. Proprio perché in pesci Venere è la più potente dello zodiaco. I pesci sono dotati di un enorme spirito di sacrificio e a volte hanno una capacità di incamerare tutta una serie di piccole sofferenze o di piccoli contrasti in una maniera assolutamente molto spirituale, molto accogliente. I pesci sono molto avvolgenti e chi è amato da un pesce sa perfettamente che avrà sempre un amore eterno. I pesci però, anche loro nelle varie fasi zodiacali, e Saturno e Nettuno sono nei vostri gradi, con Saturno concretezza. Saturno è anche il pianeta del lavoro, quindi è da mesi che dico che i dolcissimi pesci sì, sono dolci, sono carini, ma ci tengono molto anche al lavoro. Nettuno invece, che è il loro pianeta, il pianeta dei mari, li porta a sognare e a naufragare in una storia d'amore meravigliosa, e per questo San Valentino, in cui Venere è ancora compatibile a voi prima che passi in Acquario, godrà assolutamente di questa certezza affettiva. Ragazzi, ci ho tenuto oggi a fare proprio un San Valentino un po' più lungo, un po' più composito, perché per me è sempre viva l'amour. Spero che tutto converga a creare un San Valentino meraviglioso per tutti i segni zodiacali. Cari colleghi, vi auguro una splendida giornata. Grazie Marco per questi tuoi suggerimenti, per queste pillole anche di saggezza che arrivano dalle stelle. Emanuela, prima dell'almanacco mi dai una pillolina? Un po' di notizie, ovviamente. Un po' spoetizzante, sì, no? Di notizie. La pillolina, Angelo. Allora, abbiamo questa bellissima intervista a Bruno Barbieri oggi sul Libero, lo chef pluristellato, che dice: la farina di grilli io l'ho già usata più di 20 anni fa. Grazie. Ecco, per questa informazione. Grazie davvero. Ora ci vediamo all'almanacco e dopo ripercorreremo i momenti più importanti del 14 febbraio a partire, pensate, dal 496. A dopo. Oggi è San Valentino, una giornata speciale per gli innamorati. Ma se siete single e cercate un po' di relax, vi consigliamo la melissa. No, non stiamo parlando di una ragazza, ma di una pianta che può aiutare a calmare le tensioni e l'angoscia. Potete assumerla in infuso, in tintura madre o in estratto secco, a seconda delle vostre preferenze. Secondo Twin Strangers, un sito che promette di trovare il nostro doppione grazie a un software di riconoscimento facciale, ci sono 9,5 milioni di sosia nel mondo. Quindi su 10.000 persone, 11 ne hanno uno da qualche parte. A quanti del resto è capitato di aver visto un ritratto del passato identico a una persona viva e vegeta? In occasione di San Valentino oggi vi parlo di un modo di dire che riguarda il matrimonio. In inglese, per dire che due persone si sposano, si usa l'espressione tie the knot, che tradotta letteralmente significa legare il nodo. Ci sono due possibili origini. La prima è che un tempo per unire due letti singoli e farne uno matrimoniale bisognava legare insieme le reti proprio con un nodo. La seconda è che in alcune culture durante il rito nuziale i polsi degli sposi venivano legati con una corda o un nastro per simboleggiare il loro vincolo. Allora, oggi è una giornata di grandi suggerimenti e adesso vediamo che cosa è successo il 14 di febbraio, San Valentino, nel 496. Papa Gelasio, ne faceva prima riferimento Marco Amato, istituì questa festività in onore di Valentino. Ma chi era Valentino?
è un sacerdote che aveva unito in matrimonio una cristiana ed un romano, sfidando le leggi dell'impero che lo proibivano. Da lì insomma l'amore che non conosce confini e non conosce religioni. Esatto, ma il 14 febbraio è anche una data drammatica. Nel 1929, in piena era di proibizionismo, si consumò il massacro di San Valentino. 7 gangster furono uccisi a colpi di mitra nel corso di una guerra tra bande rivali. Da una parte Al Capone, il più famoso boss della malavita, e dall'altra Bugs Moran, il suo acerrimo nemico. E il 14 febbraio del 1967 la grande Aretha Franklin, la regina del soul, incide una delle sue canzoni più famose, cioè Respect. Il brano diventa la bandiera del movimento femminista americano. 14 febbraio 1996, la vedete, muore a Londra Eva Hart, l'ultima superstar del Titanic, il transatlantico, superstite, chiedo scusa, il transatlantico che affondò nel 1912. Aveva 7 anni quando salì a bordo proprio di questa nave che era praticamente inaffondabile con i suoi genitori, era diretta in America, ma il 14 febbraio è anche la data che ha dato la storia della scienza e della biologia, che ha fatto la storia. Nel 2003 muore infatti Dolly. Che cos'è Dolly? Il primo mammifero clonato con successo. Quindi ricordate, la state vedendo anche in questa foto. Dolly. La pecora Dolly, questa dovrebbe essere una foto, dai. Il 14 febbraio è anche una data che ha cambiato il modo di comunicare e di condividere contenuti sul web. Nel 2005 in California viene fondata la piattaforma YouTube, il sito che permette di caricare, guardare e commentare video di ogni genere. E poi 10 anni dopo, il 14 febbraio del 2015, muore a Monte Carlo all'età di 90 anni l'imprenditore dolciario Michele Ferrero, produttore della crema spalmabile più famosa e amata al mondo. Lo ribadiamo, lo ripetiamo ancora una volta, oggi è San Valentino, è la festa degli innamorati e per celebrare questo giorno i nostri autori hanno ripescato la canzone che già stiamo sentendo in sottofondo, la canzone dedicata all'amore, Ti amo, di Umberto Tozzi, una canzone che è stata pubblicata, è arrivata sul mercato nel 1977, un enorme successo in Italia e all'estero, è stata tradotta e interpretata in diverse lingue. Adesso ascoltiamo insieme e guardiamo questo video che hanno preparato i nostri chiaramente autori e i nostri tecnici. Auguriamo a tutti, ovviamente gli innamorati, un felice San Valentino. A domani! A domani!